se noi analizziamo le rose di tutte le big europee, uno, hanno tutte quante una punta, diciamo, titolare, in primis. Ma poi, a differenza di Gyökeres, perché io ho letto in questi giorni che il presidente dello Sporting si è rimangiato la promessa fatta, a Napoli non è mai pervenuta l'offerta di una big europea. Allora tu dici io sto facendo il braccio di ferro col Napoli perché lui non mi vuole vendere, che ne so, faccio un esempio, a 60 milioni al Liverpool. No, qua ufficialmente l'unica offerta non è ricevuta mai è stata quella arrivato. dell'Al-Hilal e lui l'ha presa e l'ha buttata nel cesso. E quindi tu dovresti capire, e visto che questo è il secondo anno consecutivo che succede una cosa del genere, tu Osimhen, visto che il problema non è un Napoli, ma sei tu. Quindi tu, proprio per rispetto nei confronti di chi ti ha reso uomo, perché fino a prima che lo prendesse il Napoli, Osimhen era a vendere le percoche al mercato in Nigeria. Ecco qua. Nel momento in cui il Napoli ha fatto uomo, vabbè, è vero. Prima no, se non sbaglio stava a Lille, però più che altro dal momento in cui il Napoli ti ha fatto ricco